Ben ritrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale di Domino TV. Parliamo adesso invece di un po' di tutto il Veneto Orientale, ma nello specifico della riorganizzazione della sanità per quanto concerne il Porto Gruarese, questa altra parte del Veneto Orientale. Ebbene, il Presidente della Conferenza dei Sindaci della Sanità è stato avvicinato da Stefano Zanet che lo ha appunto sentito. Vediamoci subito che cosa è emerso. Entro il 2012 la riorganizzazione dei medici di base nel Porto Gruarese, lo sostiene Andrea Tamai, Presidente della Conferenza dei Sindaci della Sanità del Veneto Orientale. È stato definito in conferenza, ci è stato presentato in conferenza un'organizzazione territoriale dove prevederebbe, per quanto riguarda il nostro territorio, un bacino che comprende da San Michele, Telio Veneto, Gruaro e Cinto, dove si andrebbero a formare 3 centri di questo tipo di centri, dove dei medici devono garantire per almeno 12 ore il servizio di assistenza ai propri malati. Nell'incontro organizzato da Alessandro Cocolo, segretario dei circoli del Partito Democratico del Mandamento del Porto Gruarese, presso il municipio di Cinto Caomaggiore, si è discusso di sanità dunque del Veneto Orientale, con importanti relatori. Nel corso dell'incontro sono stati toccati i vari temi, tra questi quello delle medicine di gruppo integrate, ossia la nuova riorganizzazione dei medici di base voluto dalla Regione Veneto, che dovrebbe garantire una continuità assistenziale per almeno 12 ore al giorno. L'obiettivo del progetto regionale è quello di ridurre drasticamente l'affollamento del pronto soccorso, dirottando i pazienti bisognosi di cure non urgenti verso appositi centri in cui si alterneranno i medici di base, ognuno dei quali avrà accesso non solo alle cartelle sanitarie dei propri pazienti, ma anche a quelle dei loro colleghi. Una vera e propria rivoluzione nel campo dell'assistenza sanitaria che dovrebbe avvenire entro la fine di quest'anno, quando saranno individuate anche tutte le strutture idonee ad ospitare le aggregazioni di medici.